Scano, è arrivato finalmente il tram a Venezia. Il Movimento 5 Stelle a favore o opera inutile? Ma secondo noi è un'opera inutile. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato contrario e perché si poteva benissimo usare questi soldi, tantissimi soldi, dai 127 milioni iniziali siamo passati a 208 milioni. Quindi una cifra assurda e che lo voglio ricordare è quasi tutta a carico dei cittadini veneziani perché abbiamo contratto un mutuo per l'intera cifra salvo quella che ci è stata data dal governo nazionale. I filobus sarebbero costati molto meno e li avremmo avuti subito operativi senza distruggere mezza città con la piattaforma in cemento armato e creando appunto tutti quei disagi anche economici che sono stati creati alle imprese e ai negozi di Mestre, Marghera, Favaro. Sarà invece da tenere sotto controllo i possibili disagi che potrebbero venire fuori da guasti del tram. Abbiamo avuto finora vari guasti, alcuni casi di deragliamento. Spero che nel tratto da San Giuliano, che il nodo forte è San Giuliano, il cavalcavia, da lì fino a Piazzale Roma non ci siano problemi.